Su 1 chilo di farina, per ottenere un'idratazione del 60%, abbiamo 600 ml di acqua. Allora, prima si miscela e poi dopo si impasta. Poi parte di acqua la teniamo per il sale. Se vogliamo fare la vera pizza napoletana STG, quindi tradizionale, l'olio non si usa. No? Andiamo a spingere. Va bene, ok? Il sale aiuta a rafforzare la maglia glutinica. Se noi mettiamo il sale insieme al lievito, annulla la sua azione. Poi una volta che si conosce la base, si può proseguire con gli impasti indiretti, quindi biga, polish, ma questo dopo, quando già si sa fare la base. Così? Sì. Per vedere l'impasto all'interno andiamo a... Allora, se è freddo, quindi con l'inverno, andiamo ad aumentarla un po'. Se invece fa caldo, acqua fredda. Quanto tempo? Chiuso. Allora, lo lasciamo rilassare mezz'ora, poi dopo andiamo allo staglio. La mozzatura, come per le mozzarelle, tirare il nostro impasto all'interno, ok? Andiamo a strappare. Vai, prova. Ok, spingiamo verso l'esterno. Così, quindi andiamo a spingere. Ok, va bene. Andiamo a... Lo metto in frigo, sì. E poi lo tiriamo fuori domani. Ed ecco l'impasto di Jean Paul, con 00 e 60% di idratazione. Un'altra cosa da fare attenzione è questa parte qua, non deve essere mai troppo sottile, quindi questo movimento. Questo sembra facile, però è difficilissimo. Diamo ancora un po'. Allora, andiamo ancora un po', però senza mangiare le cornici. Fontina Emmental, gorgonzola e mozzarella. Qua. Sì. Wow! Quindi così, più o meno sinistra. Ok, continua a girare. Ok, lasciamola un po' qui. Ancora, ancora, ancora. Manca l'altra parte, quindi solo un po' qua. Controlla tu, guardala. Voilà. Ben cotta.